voy a hacer si todo está en mí para renacer? Tengo que cambiar este caminar. ¿Qué será de mí? Quiero ya estar bien. Siento colores fluir, encienden la llama. Benvenuti e ben ritrovati al Grand Central Literary Festival, l'appuntamento letterario del mercoledì in questa accogliente e multifunzionale sala del nuovo ristorante pizzeria Grand Central. Una sala che abbiamo praticamente battezzato noi con i nostri incontri con gli autori, andando alla scoperta dei talenti locali e non. A proposito di talenti, questa sera andremo a conoscere Alessia Malvestio e Michele Boschiero, che vedete qui seduti davanti a me, due scrittori emergenti ma già con qualche precedente ed importante esperienza alle spalle. Alessia e Michele hanno scritto a 4 mani il romanzo Breve come la notte, che vedete appoggiato qui davanti sul tavolino e di cui sono disponibili anche alcune copie per chi volesse leggerlo. E questa sera andremo a conoscere appunto la genesi e i contenuti di questo romanzo assieme all'editore Daniele Aiolfi, che condurrà l'incontro. Vi ringrazio quindi per essere qui, ringrazio Daniele per la disponibilità e passo subito la parola proprio all'editore che ci presenterà la serata. Buon ascolto e buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti per essere intervenuti. Allora, Bre Edizioni di Treviso, sede operativa Conegliano, tra le colline del Prosecco, perché è grande fonte di ispirazione. Allora, la Bre Edizioni è nata 5 anni fa, ha assorbito un'altra casa editrice che già esisteva, che si chiama Aeroscultura, quindi abbiamo 2 marchi, che è la numero 1 in Italia nella narrativa erotica, una cosa un po' particolare. Questa sera però parliamo di un romanzo d'amore. È una casa editrice che crede molto nella qualità, è molto selettiva, è una casa editrice dove è difficile essere pubblicati, perché proprio in Italia si fanno 90.000 libri all'anno, di cui quasi metà sono autopubblicati. Noi non abbiamo niente contro l'autopubblicazione, anche se è un concorrente, però tutti hanno spazio e diritto, solo che l'autopubblicato è uno che non si è mai sottoposto al giudizio di qualcuno che abbia un minimo di competenza, quindi un editore. E invece noi siamo molto severi, difatti sì e no, 1 su 10 delle tantissime opere che ci arrivano vengono pubblicate. Una di queste è sicuramente Breve come la notte di Alessia Malvestio e Michele Boschiero. Quindi da noi trovate un'editoria di qualità, siamo piccoli ma lavoriamo come una grande, facciamo cioè proprio scegliamo con estrema cura e spaziamo dalla narrativa generale alla narrativa d'amore, che è il caso di questa sera, quindi il classico romanzo rosa, poi spaziamo nella poesia, nel noir, il giallo, il thriller, abbiamo debuttato anche nel mondo dei fumetti, i libri d'arte. Insomma, se andate sul nostro catalogo digitate breedizioni.com, ecco che potrete vedere tutto il nostro vasto catalogo, sono più di 430 titoli. Bene, detto questo della Bre Edizioni, chi è, come è nata e perché, stasera vi presento Alessia e Michele. Sono 2 nostri autori conviventi, possiamo dirlo, e quindi non è solo scritto a 4 mani, ma c'è anche un cuore, un unico cuore che batte insieme per fare un romanzo d'amore. Ma chi meglio di loro ve lo può descrivere? Quindi vi presento e passo la parola ad Alessia. Allora, buonasera a tutti e vorrei ringraziare innanzitutto Silvia per averci dato questa opportunità e il Grand Central che ci ospita, ovviamente anche Mestre Mio per la diretta su Facebook.
E niente, come ha detto Daniele, io sono padovana, lui invece è abita in provincia di Treviso, e appunto adesso viviamo insieme, però comunque questo libro è nato insomma dalle nostre passioni che si sono unite, entrambi scriviamo da quando siamo piccolissimi, e questo è il mio secondo romanzo, perché avevo già pubblicato un altro libro dal titolo Non solo le stelle brillano in cielo, e invece questo è il primo romanzo in cui io e Michele abbiamo voluto metterci, diciamo, alla prova, esatto, per scrivere insieme qualcosa, unire, diciamo, i nostri due stili, i nostri modi di scrivere, e è stata appunto una sfida molto ardua, però siamo qui stasera perché magari qualcosa di buono è uscito, ecco. E lascio la parola a Michele, che così si presenta anche lui. Ciao a tutti, vi ringrazio anch'io per essere venuti e partecipare alla nostra presentazione. Ci stimola e ci aiuta a crescere. Come avrete capito, io sono Michele Buschiero, la controparte maschile della scrittura a quattro mani, e quando ci siamo conosciuti io ed Alessia abbiamo subito ci siamo subito incontrati anche sulla passione per la scrittura, e abbiamo scelto di intraprendere questo percorso a quattro mani. Eravamo curiosi entrambi già da prima di un esperimento di questo tipo, e nel momento in cui abbiamo avuto la prima scintilla di idea per scrivere qualcosa abbiamo deciso di buttarci su questa storia. Breve come la notte innanzitutto è un romanzo rosa di formazione, e racconta di vita quotidiana in sostanza. Parla soprattutto delle decisioni, di quelle scelte che prendiamo volenti o nolenti nel corso della nostra vita, e che in qualche modo influenzano il nostro presente e il nostro futuro, ma anche magari il nostro passato, perché può essere che ci facciano cambiare il punto di vista sul nostro vissuto e ci danno una prospettiva diversa. Breve come la notte parla ovviamente soprattutto di Irene, la protagonista, e della sua ricerca verso una stabilità, un equilibrio. Apparentemente Irene ha tutto quello che ci si potrebbe aspettare: ha un lavoro stabile, ha un fidanzato, delle amiche, ma manca sempre qualcosa per arrivare a uno stato di soddisfazione totale, a quella completezza. Manca la tessera del puzzle per dirsi completi. Ed è proprio intorno a questa mancanza che gira il romanzo. Ci siamo immaginati cosa potrebbe rispondere Irene se in un colloquio le chiedessero dove ti vedi tra 10 anni. È un po' una domanda a cui magari in un modo o nell'altro tutti quanti si sono dovuti confrontare. E nell'arco del romanzo abbiamo cercato di capire nell'arco del romanzo cosa risponderebbe la Irene di inizio romanzo e cosa risponderebbe la Irene di fine romanzo. Diciamo che tutta la storia gravita intorno a questo enigma, insomma. Sì, e Breve come la notte è appunto un romanzo rosa perché c'è questa vicenda amorosa tra Irene e il fidanzato Riccardo, ma anche un romanzo di formazione perché appunto durante nello sviluppo della storia c'è una presa di consapevolezza della protagonista, di Irene, che un po' alla volta capisce dove vuole andare con la sua vita. Quindi se all'inizio pensa di essere arrivata, poi succedono delle cose che le fanno crollare ogni certezza, e da lì comincia il suo percorso per andare alla ricerca di quello che veramente la rende felice, sia a livello lavorativo che amoroso che a livello di amicizie, proprio per capire se tutto quello che le sta gravitando attorno è il giusto, è il bene per lei, oppure no, oppure c'è qualcosa che si può migliorare. Bene, perché è stato scelto questo romanzo? Perché motivi che possono sembrare banali. Intanto è scritto bene, secondo è scritto a quattro mani, ma non si distingue la mano destra dalla mano sinistra, o perlomeno dalla mano femminile a quella maschile, direi in questo caso.
E questa non è una cosa facile, perché poi ognuno di noi ha un proprio stile e sarebbe non gradevole capire che una pagina è scritta da una persona e una pagina è scritta da un'altra. Invece c'è armonia e il bello è che affronta anche una tematica, ahimè, e lo dico da uomo, veramente sempre attuale e incredibilmente sempre attuale, anche quello della violenza nei confronti delle donne, una cosa che veramente, cioè da uomo resto basito che ancora oggi ci siano uomini che si approcciano alle donne con la violenza. Ma perché? Ma perché? Dico, le donne sono nostre alleate, nostre amiche, nostre mogli, compagni, sorelle, compagne, ma perché dobbiamo usare la violenza? È una cosa terribile questa qua. Io ho una mia teoria, ormai sto per raggiungere la soglia dei 70 anni, quindi ho una certa esperienza di vita e dico che mi rifaccio alla prima, Eva, che mangiò la mela 10 minuti prima di Adamo, qualcuno dice il tonno, e le donne hanno veramente nei secoli mantenuto quei 10 minuti di vantaggio. Ecco, ci sono uomini che faticano a accettare questa cosa, a non comprenderla e poi si comportano in maniera errata. E qui vabbè, chiudo però ogni discorso su quello che è la violenza e se avete piacere io vi leggerei una pagina, cosa ne dite? Presa a caso, proprio, ecco, lasciamo andare il foglio, è il capitolo 10. Il mal di testa si fece più intenso, come scontento dello svolgersi degli eventi. Le pulsazioni le volgevano il collo come dita di una mano nell'atto di comprimere il cranio fino a farlo esplodere. Vedeva tutto sfocato. Le luci dei semafori si mescolavano, i lampioni la accecavano. Il dolore che aumentava di intensità le fece capire che doveva arrivare a casa il prima possibile. Cosa diavolo mi sta succedendo? Non aveva nemmeno la forza di pensare a qualcosa che non fosse quell'improvviso mal di testa. Dopo averla trascinata in macchina, Riccardo si era finto premuroso. L'aveva portata in un vicolo buio in cui avevano trovato un po' di intimità tanto tempo prima, quando ancora si frequentavano da poco. Lì Riccardo, prima con dolcezza e poi sempre con più ferocia, si era insinuato tra le sue gambe e Irene non aveva potuto che lasciarglielo fare senza opporsi. Si sentiva ridicola, fragile, debole, tutte sensazioni che non le piacevano, che avrebbe voluto allontanare il più possibile dal proprio corpo e dal proprio spirito. Il mal di testa aveva preso ad aggredirla non appena si era resa conto delle intenzioni di Riccardo e da quel momento non aveva fatto che incrementare. Lui, dopo essersi ritenuto soddisfatto, l'aveva riaccompagnata alla pasticceria quando le serrande erano già state abbassate da un pezzo. Non poteva certo lasciare il furgone lì abbandonato. Ridestandosi da quei pensieri, Irene si rese conto di aver appena consegnato le chiavi alla portineria dell'azienda e che era ormai giunto il momento di salire nella propria auto. Accomodandosi al posto del guidatore, chiuse un momento le palpebre e adagiò il capo contro il sedile, la macchina spenta, immersa nel buio di una fredda notte d'ottobre. Inspirò a fondo, espirò. Avrebbe riposato giusto un istante per rilassare i bulbi oculari e distendere i muscoli dietro gli occhi. Questo posto è incantevole, stava dicendo Irene, mentre attraversava il vialetto alberato che li avrebbe condotti all'interno del ristorante in occasione del matrimonio della sorella di Riccardo. Sai meglio di me che non hanno badato a spese per questo giorno. Lei voleva che tutto fosse perfetto e lui non ha potuto che accontentarla. Quando mia sorella si mette in testa qualcosa, niente può distoglierla dal suo obiettivo. Riccardo aveva preso la mano di Irene per sorreggerla e aiutarla a muovere i pochi passi che li dividevano dal resto degli invitati. Con quei tacchi alti, muoversi non era affatto semplice. La cerimonia si era svolta in una piccola chiesa poco fuori Padova,
per poi spostarsi tutti in quella magnifica tenuta sui colli Euganei. L'atmosfera donava pace e serenità solo a scrutarli da lontano. Esserci immersi era un piacere per il corpo e la mente. Ecco, questo è un brano che, come vi dicevo, riprende un po' questo concetto. Hai qualcosa da leggere tu, da sentire un brano? Commentiamo. No, volevo dire che diciamo che questo brano casca un po' a pennello, l'ultima parte fa riferimento a un flashback, perché nel libro comunque abbiamo inserito diversi flashback appunto per contestualizzare un po' la storia di Irene con Riccardo e di Irene con l'ex Andrea. Andrea è appunto l'ex fidanzato di Irene, che nel corso del libro rispunta e cerca di mettere zizzania un po' tra la coppia attuale, mentre nella prima parte che Daniele ha letto Irene ricorda, cioè, parla un attimo di quello dei suoi sentimenti appunto nei confronti di Riccardo, quindi questa violenza che inspiegabile, perché Riccardo non ha motivi reali per avercela con Irene, però che comunque lo spinge a farle del male. Le fa del male sia a livello fisico in un paio di casi, che soprattutto a livello psicologico, perché Irene non è libera di prendere le proprie scelte, non è libera di fare quello che vuole, di andare a destra piuttosto che andare a sinistra, di ragionare con la propria testa. Riccardo pretende di avere voce in capitolo su tutto, su ogni cosa, anche sul fatto, sul rivedere Andrea. Riccardo non vuole assolutamente che Irene riveda Andrea nemmeno per sbaglio, e quando ovviamente nel corso del libro Irene e Andrea si rivedranno, Riccardo diventa furioso ovviamente, e diciamo che la consapevolezza dell'incontro tra Irene e l'ex fidanzato Andrea lo accende una miccia, e da lì in poi Riccardo diciamo sarà sempre più cattivo con Irene, ecco. Quindi non soltanto una violenza fisica, ma anche e soprattutto una violenza a livello proprio emotivo, psicologico, l'impedire la felicità dell'altro, insomma. Sì, diciamo la storia di Irene è una ricerca della luce attraverso le tenebre. Proprio da qua il titolo Breve come la notte. Irene attraversa la notte cercando l'alba a tutti i costi, ma proprio la notte di solito varia la lunghezza, diciamo, a seconda di come la vivi. Può essere una notte lunghissima o anche brevissima, e da qua nasce un po' l'idea del titolo che abbiamo adottato per questo romanzo, che vuole essere un po' cupo, un po' luminoso, a seconda di come lo si vede. Questo romanzo nasce oltre che dall'esigenza di raccontare delle difficoltà e di come vengono affrontate da Irene in questo caso, anche un po' dalla voglia di proporre, di mettersi nei panni e di cercare di capire meglio cosa significa trovarsi in determinate condizioni e come vengono affrontate, cosa c'è di sbagliato nel modo in cui alcuni le affrontano e cosa invece c'è di giusto. Questo romanzo nasce da questo, ma nasce anche da una canzone, da Every Breath You Take dei Police, che è una canzone d'amore, ma di un amore che tende ad essere possessivo, e l'ha dichiarato anche il cantante stesso, e proprio da qua si snocciola un po' la vicenda del romanzo stesso. Sono proprio malato di positività, Cioè proprio io non riesco a essere negativo, per me io vedo tutto positivo. Per me Breve come la notte è un concetto positivo, cioè la notte è qualcosa di piacevole. Sappiamo bene che la notte può essere qualcosa anche di terribile per chi è insonne, per chi ha degli incubi. Io la notte l'ho sempre vista come una cosa piacevole, nel senso che la notte si va fuori, ci si va a divertire, magari si fa anche l'amore quando capita, così ogni tanto.
E quindi più è breve, più uno dice peccato che la notte è già finita. Un po' mi viene in mente anche, adesso qui si vede proprio la mia età, Gemelle Kessler, La notte è piccola, ma ve la ricordate la canzone? La notte è piccola per noi, è troppo piccolina, diceva. Non canto perché farei scappare tutti quanti, però era così, era veramente, è vero, la notte, quando ci capita la notte piacevole, che andiamo fuori con gli amici, con la moglie, la fidanzata, l'amante, ognuno va con chi crede, vorremmo che, riesce bene perché magari la compagnia è giusta, vorremmo che non finisse mai, e quindi quando finisce presto dice la notte è stata breve, mi stavo proprio divertendo. Ecco, questo è un po' anche il significato di questo titolo, giusto? L'ho visto bene? In parte, perché per Irene la notte, in particolare una notte, all'inizio del libro, è l'inizio, diciamo, del declino, l'inizio della storia, l'inizio dei problemi, dei dubbi, delle domande. Durante appunto questa notte, all'inizio lei incontra Andrea e poi torna a casa, va a letto, serena e comincia a dormire. E ad un certo punto Riccardo prende a sbattere sulla porta di Irene per farsi aprire e la costringe a intraprendere una camminata nel mezzo delle viette attorno a cui lei abita, e cominciano una discussione. Appunto è la prima volta in cui Riccardo manifesta questo desiderio, insomma, di vedere Irene e Andrea il più lontano possibile. Quindi diciamo che la notte per Irene è breve, nel senso che succedono talmente tante cose in quella particolare notte che lei si trova completamente spiazzata e non sa più da che parte andare, cosa fare, perché appunto da una parte c'è Riccardo che la spinge il più lontano possibile da Andrea, e dall'altra parte c'è Andrea che sembra enigmatico, sembra nascondere qualcosa, sembra voler dire qualcosa, però non farlo mai del tutto, e appunto quella notte è l'inizio di tutto il libro. Quindi proprio c'è un momento specifico in cui i problemi, i dubbi, le domande di Irene cominciano, ed è proprio nella notte che avviene all'inizio del libro. Sì, esatto, quindi problemi, dubbi e domande significa anche ricerca di risposte, e perciò l'elemento scatenante è appunto la notte e il modo in cui si svolge tra feste e pigiama party con le amiche, o tra fidanzati appena conosciuti. In qualche modo comunque la notte è l'elemento trainante del romanzo. Tutto quello che di notte succede, che nessuno vede, è raccontato in questo romanzo. E noi in qualche modo cerchiamo di introdurci nella vita di Irene, magari in punta di piedi per non disturbare troppo, e capire un po' quello che succede nella sua testa, che abbiamo cercato di trasmettere in questo romanzo. Beh, io vorrei ricordare che al di là delle copie che ci sono qua stasera, che chi volesse approfittare avrà ovviamente anche la dedica e la firma degli autori, noi pubblichiamo sempre in due versioni, ebook, e si trovano solo su Amazon. Noi abbiamo fatto una scelta strategica, i nostri libri digitali sono solo su Amazon, mentre invece i cartacei li potete trovare in tutte le librerie online, quindi Amazon, Feltrinelli, IBS, i Mondadori Store, e in tutte le librerie. Magari se non è sullo scaffale della libreria Feltrinelli piuttosto che Ubik o altre, abbiamo una distribuzione nazionale, quindi basta richiederlo e vi viene fornito nel giro di un paio di giorni. Oppure online, lì vi arriva immediatamente a casa. Vogliamo vedere qualcosa d'altro? Oppure qualcuno ha qualche domanda da fare, qualche chiarimento? Prego. Mi incuriosiva il discorso
dello stile a quattro mani che risulta univoco. Mi interesserebbe capire un po' com'è stato il vostro modus operandi, come avete lavorato assieme, insomma. Se non si è sentito, il Signore chiede come hanno lavorato, come hanno superato il problema di lavorare a quattro mani, e quindi sentiamo i nostri autori. Daniele ha detto giusto, nel senso che è stato un problema, perché abbiamo due stili molto diversi. Io sono più per la semplicità, lui forse a volte è un po' più classico, cerca un po' più i paroloni, ecco. Esatto. E quindi all'inizio è stata un po' una battaglia tra me e lui. Per fortuna ci vogliamo bene, perché altrimenti sarebbe già finita da un po'. Però è stato un lavoro difficile, perché ovviamente ognuno voleva mettere un po' del suo. Quindi ci sono state delle parti che ho scritto io, parti che ha scritto lui. Quando io mi mettevo a scrivere, riprendevo le parti che aveva scritto lui, gliele commentavo, gliele modificavo in tutti i modi possibili, e poi lui faceva lo stesso. Quindi da dove mi sono fermata io, lui riprende e commenta, modifica, cerca di avvicinarlo un po' di più al suo stile, e io faccio così per tutto il romanzo, insomma. Ci siamo accordati all'inizio su quello che ovviamente volevamo dire con questo romanzo, e dove volevamo andare a parare. Però è stato un po' un crescendo, è stato una scrittura, abbiamo scritto mentre scrivevamo, abbiamo sviluppato la storia proprio mentre lo facevamo, anche con diverse discussioni, diversi confronti nel corso della scrittura, nel corso della storia, perché magari tanti particolari vengono mentre scrivi, ti vengono in mente. A livello proprio di stile, ci piace dire che adesso io non so che cosa ho scritto io, che cosa ha scritto lui, perché è stato rivisto talmente tante volte che adesso faccio fatica a dire questa frase l'ho scritta io, questa frase l'hai scritta tu. È stato bellissimo, perché ci ha permesso di migliorarci a vicenda, e ovviamente il confronto porta sempre a qualcosa di positivo, se le persone sono disposte, insomma, ad andare incontro agli altri. Quindi in questo caso per fortuna è stato così, e quindi siamo riusciti a mettere del nostro senza andare contro all'altro, senza prevalicare l'uno sull'altro. Quindi è questo che è stato il bello, insomma. Di solito ci si immagina la scrittura un po' come un lavoro solitario, da soli con se stessi e la propria testa, e appunto scrivere a quattro mani è stato permettere a qualcuno di entrare nella propria testa, oppure entrare nella testa di qualcun altro e capire come intendeva sviluppare un certo argomento, un certo tema. E anche solo questa condivisione di menti e di pensieri è stata frustrante, complicata, ma sicuramente costruttiva e utile sia per il romanzo, sia per noi personalmente a livello di coppia e anche a livello di scrittura, per il modo in cui abbiamo inglobato, diciamo, nel nostro modo di scrivere questa esperienza. Vi farò una rivelazione clamorosa. Dall'alto dei miei 46 anni e mezzo di matrimonio, vi garantisco che le coppie che durano non sono quelle che non litigano mai, che si vogliono sempre bene, sono quelle che sanno risolvere i tanti problemi che arrivano in una coppia nell'arco di tanti anni insieme, perché i problemi ci sono, non è che quelli che non hanno problemi magari forse vivono in un altro mondo, ma qua problemi ce ne sono, e l'importante è lottare, faticare per risolverli, perché oggi ho notato che si è un po' perso il senso del sacrificio e del dovere, no? Il sacrificio è una cosa che aiuta a risolvere i problemi. Pensare che tutto vada bene, non si trovino mai, non esiste, proprio non esiste, e quindi bisogna impegnarsi ogni giorno affinché le cose vadano bene.
ma mi sto accorgendo che sto diventando un po' filosofo e questa temo che sia proprio l'età. Vabbè, quindi mi fermo qua le mie annunciazioni. Se ci sono altre... Allora, abbiamo due mani alzate, allora sentiamo il signore... Un attimo la domanda precedente, volevo sapere se questa scrittura a quattro mani gli ha aiutato anche a entrare nel punto di vista all'interno della dinamica uomo e donna. Cioè io non ho letto il libro, ma mi sembra di capire che c'è il punto di vista femminile, da quello che è stato detto, non so se è preponderante o comunque è importante in ogni caso. Vi siete aiutati a vicenda a capire come può essere vista una cosa dal punto di vista maschile o piuttosto che dal punto di vista femminile? È stato del contrasto? Sicuramente il punto di vista femminile per un personaggio femminile è stato d'aiuto, perché ok che scrivere è un'attività universale e in qualche modo si cerca di immedesimarsi nei personaggi che si inventano, però avere a disposizione per me una versione femminile, diciamo, e per lei una versione maschile ha aiutato anche a focalizzare un po' di più i pensieri e le reazioni e i meccanismi, diciamo, che possono stare dietro a un personaggio maschile o femminile, che chiaramente devono per natura reagire e pensare con dinamiche differenti. Comunque sì, la scrittura a quattro mani ha aiutato a snellire questo processo e ad affinarlo, perché sicuramente prima di questo libro ero meno consapevole di certe dinamiche che magari do per scontate da esterno, e magari lo stesso vale per Alessia dal punto di vista di certi pensieri o ragionamenti che possono capitare. Un uomo cerca sempre di capire un po' come può pensare una donna. È l'enigma eterno. Esatto. È più facile che una donna capisca un uomo di un uomo che capisca una donna. E in questo caso, diciamo, la presenza di Alessia è stata fondamentale, diciamo, per la riuscita del romanzo. Anche il signore voleva chiedere? Sì, certo, grazie. Volevo chiedere quanto c'è di autobiografico? Forse mi sono perso magari qualcosa, io il libro non l'ho letto e magari qualche intervento precedente mi sono assentato e forse magari l'avete detto, non lo so. Quanto c'è di autobiografico? Se c'è qualcosa di autobiografico. E poi un'altra cosa volevo dire, non so se siete d'accordo o se l'editore soprattutto è d'accordo, diciamo che nella premessa che ha fatto l'editore mi è parso di capire che ha sottolineato per esempio come un elemento, diciamo, che non si è percepito è che ci fossero due mani diverse a aver scritto il libro. Invece io non so, forse l'editore magari potrà dirmi anche qualcosa in più, anzi gliene sono molto grato, però l'idea che ci sia anche una sostanziale percezione, diciamo, delle due mani, secondo me, secondo il mio modo di vedere, renderebbe la cosa ancora più interessante, curiosa, intrigante anche, cioè proprio vedere uno stacco e vedere due scritture diverse e percepire comunque le quattro mani. Del resto la copertina lo dice, no? Ci sono due nomi e due cognomi e quindi sarebbe anche giusto da questo punto di vista avere la percezione di in un unico contesto leggere due visioni e comunque due modi di scrivere, diciamo, diversi. Non so se l'editore sia d'accordo su questo. Allora, prima sentiamo la loro opinione, poi vi dico la mia. Allora, per rispondere alla seconda domanda, noi in primis volevamo che non si sentisse che il libro era stato scritto da due persone, più che altro perché è scritto in terza persona, però il focus è su Irene, quindi comunque si analizzano nel corso del libro i pensieri di Irene e è come se fosse comunque incentrato tutto su una persona, e il fatto di scrivere e di far sentire due anime che coesistono all'interno di un libro non ci sembrava la scelta giusta per questo tipo di libro. Poi ovviamente nel caso magari di un romanzo strutturato in maniera diversa, in cui ci sono
per esempio 2 protagonisti che si alternano poteva essere un'idea azzeccata, ecco, però per il nostro, per come volevamo strutturare la storia, per quello che volevamo dire e per il focus che volevamo dare su Irene, sulla situazione di questa ragazza e sulle sfide che è costretta ad affrontare nel corso del libro, non ci sembrava appunto la scelta giusta poi. Allora, la domanda tecnica: perché non si vedono i 2 stili? Allora, qui si apre un po' un certo dibattito. Intanto qui gli autori non volevano far vedere i 2 stili, ma volevano solamente che venisse espresso un pensiero maschile e uno femminile, e questo è stato fatto. E diciamo, a mio parere è più un pregio il fatto che non si noti la differenza tra chi scrive una cosa e chi scrive un'altra, ma è comunque una scelta stilistica che noi rispettiamo. Altre opere a 4 mani che abbiamo pubblicato invece veniva dichiarato chi scrive cosa, non proprio qui scrive Tony, qua scrive Beppi, ma però insomma si capiva più lo stile diverso emergeva ed era un po' un confronto. Qui invece si è voluto fondere un modo di scrivere privilegiando il pensiero psicologico appunto femminile e maschile, che notoriamente sono ben diversi. È una scelta quindi degli autori che noi come editori abbiamo rispettato e abbiamo aiutato, nel senso che noi forniamo un editing ai nostri editori, ai nostri autori, nel senso che diamo una correzione bozze, sistemiamo quelle piccole diciamo spurie che ci sono, soprattutto per chi è alle prime armi, perché non stiamo parlando di autori che sono al 12° romanzo e che quindi hanno una certa esperienza. Diamo una mano volentieri a questi giovani per emergere, per farsi conoscere, e direi che con questo romanzo ci sono dei riusciti, perché ha dei pregi meritevoli e meritori. Grazie. Grazie a lei. Se c'è qualche altra domanda. Abbiamo una signorina qua molto simpatica, un maglioncino proprio in stagione, color zucca o melone. Dica. Volevo chiederti, è un libro autoconclusivo o potrebbe esserci, diciamo, uno sviluppo poi della storia, magari in futuro, insomma? Allora, nasce come romanzo autoconclusivo, quindi inizia e finisce all'interno di questa rilegatura. Potenzialmente c'è sempre la possibilità di sviluppare altro, perché comunque le idee di base di questo romanzo si possono comunque sviluppare e ramificare verso altre direzioni. Al momento non abbiamo ancora pensato a un potenziale sequel o comunque a una visione diversa a un punto di vista diverso per un possibile secondo, ma ci avevamo ragionato onestamente e non è da escludere che magari un giorno decidiamo di tornare su questa esperienza a 4 mani e scrivere un secondo romanzo, magari con protagonista sempre Irene o con altri personaggi, sempre nello stesso contesto. Poi, per rispondere alla prima domanda che era sfuggita poco fa, di autobiografico in questo romanzo c'è come vicende, diciamo, poco o nulla. Come personaggi e pensieri magari c'è già di più. Le vicende sono prevalentemente frutto di fantasia, mentre a livello di ragionamenti, pensieri, meccanismi che stanno dentro la testa dei personaggi, lì c'è magari più un pensiero nostro, suo o mio, oppure condiviso, che volevamo trasmettere attraverso la voce di Irene, oppure Riccardo, Andrea, o tramite le amiche di Irene. Quindi in sostanza c'è, ma è mimetizzato attraverso le voci dei vari personaggi. Benissimo, grazie. Sì, sempre per riallacciarmi a quello che diceva Michele, c'è qualcosa dentro quello che scriviamo, di noi dentro quello che scriviamo, nel senso che
credo sia inevitabile che per gli autori mettere una parte di se stessi dentro quello che scrivono, che siano pensieri, ragionamenti, domande, credo sia abbastanza inevitabile che avvenga, e proprio nel libro per esempio ci sono tutte le domande che Irene si fa sul lavoro: è questo quello che devo fare per il resto della mia vita? Mi vedo ancora così nei prossimi 10 anni a fare lo stesso lavoro? E Irene dice all'inizio del libro, fin da subito, dice no, io non voglio fare questo per il resto della mia vita, io spero di arrivare da un'altra parte, spero di lavorare in una pasticceria, perché la pasticceria è la sua passione. Quindi il libro comincia proprio con un colloquio di lavoro che lei prova a fare in una pasticceria. Quindi già solo il fatto che già solo questo, nel senso che noi stessi lavorando magari in aziende ci chiediamo: ma è davvero questo che vogliamo fare per il resto della nostra vita? Sì, no, sono domande abbastanza comuni e che abbiamo riportato nel libro proprio per renderlo il più reale possibile, quindi il più vicino a noi. E Irene si fa delle domande, ha dei dubbi, che probabilmente anche dei sogni, sì, che abbiamo tutti noi, chi più, chi meno, chi per un motivo o per un altro. Irene è come noi, quindi volevamo proprio renderla il più vera possibile, il più vicina possibile al lettore e ovviamente a noi autori. E Irene è come noi, quindi è una persona normale, con i suoi pregi, con i suoi difetti, con i suoi dubbi, le sue domande e tutto ciò che ne va dietro, ecco. Allora, proprio sulla scorta di quello del suo ultimo intervento, che ringrazio, posso chiedervi di leggere un breve passo, sia l'uno che l'altro, una cosa che vi ha sentito maggiormente, come si può dire, avete sentito, che sentite più vostro, che sentite più vostro, che sentite più vostre. Avete già scelto? Che la trovo. Visto che siamo in conclusione, grazie. Allora la cerchiamo, se tu hai... Ne avevi un pezzo tirato fuori lì? No, avevo scritto dov'era. Allora comincio io, intanto riempiamo il silenzio. Beh, un passo, ho scelto praticamente l'incipit del romanzo, che è un passo di solito importante e che abbiamo sempre, e che onestamente mi è sempre piaciuto come l'abbiamo impostato. I temporali estivi le ricordavano l'infanzia, quando correva nella sua camera al primo piano e si appiccicava alla finestra per vedere meglio i flash improvvisi dei lampi, il tremore della natura allo scoppio dei tuoni, la pioggia scrosciante contro le finestre. Tutti scenari che la affascinavano e atterrivano al tempo stesso. Quando i rami si inchinavano al vento e la pioggia fitta creava una cortina di fumo, Irene si sentiva pervasa da una sensazione di impotenza, quel sentore di completa inettitudine, aggiunto all'adrenalina, quel fascino ancestrale del sentirsi piccoli e non poter intervenire. Raggiungeva il culmine nell'esatto istante in cui saltava la corrente e il mondo attorno si spegneva. Irene, ancora bambina, attendeva proprio quel momento per scoppiare a piangere. È un passo che, diciamo, trasmette un po' la sensazione di il sentirsi piccoli davanti alle situazioni grandi della vita ma aprono anche alla possibilità poi di farsi grandi davanti a queste situazioni complicate e alla necessità poi veramente di farsi grandi e saperle affrontare. Allora passo la parola ad Alessia.
Allora, io vorrei leggere invece un brano che è successivo a quello che invece aveva letto prima Daniele, sempre all'interno dello stesso flashback, diciamo, però diciamo qualche riga un po' più avanti, ecco. Allora, ti ricordi quella volta che mi hai chiesto perché mi piacesse tanto andare al parco verso sera a fare yoga? Aveva continuato Irene. Riccardo aveva annuito. Era stato qualche settimana prima, un tardo pomeriggio in cui Irene aveva insistito per uscire di casa con il tappetino sotto braccio anziché partecipare a un aperitivo con gli amici di Riccardo. Lo capisci adesso? Guardati attorno, il tramonto che si fa largo tra le foglie non dona loro una nuova anima? Non ti sembra di essere in un posto diverso rispetto a quello che abbiamo visto qualche ora fa? Riccardo aveva seguito lo sguardo di Irene, illuminato dalla luce dei lampioni circostanti. Avrebbe potuto giurare che quella luce invece provenisse proprio da lei, riflettendo le emozioni che la ragazza stava provando. Annuì di nuovo, riuscendo a scorgere quello che Irene per mesi aveva cercato di fargli capire, la profondità e la leggerezza di una notte stellata, la libertà dell'aria estiva che rinfranca lo spirito, la luminosità del cielo notturno. È uno dei tanti aspetti che ti rendono speciale, Irene. Tu e la notte siete una cosa sola. Bene. Anche qui appunto siamo a questo matrimonio della sorella di Riccardo, e durante questo flashback appunto in cui Irene e Riccardo sono soli nel parco di questo ristorante dove si è tenuto il pranzo, e Irene cerca di fargli capire in occhio, diciamo, cioè c'è molto altro oltre la superficialità. Quindi di andare oltre le cose, di vedere cosa c'è sotto, di scavare, di vedere le migliaia di sfumature che possono caratterizzare sia l'animo umano che tutto il mondo attorno a sé. È per questo che a Irene fin da subito piace fare yoga, perdersi nella natura e respirare l'aria pulita all'interno di qualche parco in giro per la città di Padova, dove ha ambientato il libro, proprio per connettersi con la natura, connettersi con il mondo attorno a sé e ritrovare un po' se stessa, che è quello che un po' ha perso stando con Riccardo. Ha bisogno di ritrovare se stessa, ha bisogno di capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato per lei, e lo fa anche attraverso per esempio lo yoga, che la aiuta a ragionare, l'aiuta a trovare un attimo di calma, un attimo per se stessa dalla quotidianità, e a riconnettersi con la sua sé. Grazie. Grazie a voi. E niente, se non ci sono altre cose, io direi che possiamo salutarci qui. Ringrazio tutti per la partecipazione, e se qualcuno volesse approfittare, i libri sono qui a disposizione. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Daniele, grazie Alessia e Michele per essere stati con noi questa sera. Se posso permettermi di dare un consiglio di lettura, lo consiglio caldamente, perché è un libro che a parte ho divorato in poco tempo, che come dicevo ad Alessia nei nostri messaggi privati, c'è questa sorta di fastidio nel vedere certe cose, certi atteggiamenti, che devi andare avanti per forza per capire se questa cosa poi a un certo punto finisce o continua, perché a me ha dato questa sensazione qua, cioè dovevo sapere che quella situazione, che è davvero intollerabile nel 2022, insomma adesso non so, comunque è molto attuale il libro, quindi è ambientato nei giorni nostri, bisognava che finisse in qualche modo, che Irene ne uscisse vincitrice, l'eroina proprio del romanzo. Io auspico in realtà anch'io un continuo proseguo della storia, ho già la mia idea ma me la tengo per me, però secondo me, anche se sì, si conclude in un certo modo, ma potrebbe benissimo stimolare nuovi racconti, una nuova storia, un nuovo intreccio, Irene diventare la protagonista di una serie di libri. Non so, non abbiamo fatto una domanda sui progetti futuri, forse
volete dirci se avete già qualcosa che bolle in pentola, anche se non strettamente collegato alla storia di Irene? Sì, ovviamente la scrittura è una passione che ci portiamo dentro da anni e che continuiamo in cui continuiamo ad impegnarci, ecco, quindi sì, io sto scrivendo, adesso attualmente stiamo scrivendo storie separate, quindi non più a 4 mani, però ovviamente niente ci impedisce, ecco, di riprendere quando sarà il momento, ecco. Sì, io ho una storia nel cassetto, diciamo, a cui sto lavorando, e anche Michele, ovviamente non vi svegliamo niente, però sì, stiamo continuando a scrivere e continueremo a farlo. Bene, allora in bocca al lupo per i vostri progetti futuri, anche se singoli, saranno bene accetti comunque. Certo. In realtà questo è il terzo libro scritto a 4 mani che presento qui al festival, e la differenza clamorosa è che mentre nelle altre occasioni tutti si prodigavano nel dire questa è la parte di cui mi sono occupata io, invece questa è la parte di cui si è occupato lui, e stavolta c'è stato tutto il contrario, questa commistione che infatti anch'io ho cercato di cercare tra le tracce delle pagine qualcosa che mi potesse suggerire. È stato scritto da Michele, è stato scritto da Alessia, ma non sono stata in grado di distinguerlo, quindi vi faccio i miei complimenti personali, perché comunque per essere il primo romanzo direi che è un'opera, credo che l'editore anche lui lo pensi come me, siamo soddisfatti, assolutamente riuscita. Quindi grazie ancora per essere stati con noi, grazie al pubblico presente, grazie a chi ci sta seguendo in diretta all'interno del gruppo Mestre Mia, e vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con Federica Nardon ed il suo Volevo solo andare a casa. Grazie a tutti e buona buonasera serata. a tutti, buona serata.